Andiamo ad Adria Rovigo per un'altra visita, quella del Ministro dell'Interno Cancellieri. L'occasione la consegna alla Guardia Nazionale tunisina dei primi 2 pattugliatori costruiti in un cantiere polesano utilizzati per il contrasto dell'immigrazione clandestina e il controllo del Mediterraneo. I particolari. Ammaina bandiera per il tricolore. Sulla motovedetta viene issata la bandiera tunisina. Alla cantiere navale Vittoria di Adria, in Polesine, provincia di Rovigo, la cerimonia di consegna di 2 pattugliatori realizzati qui su commissione del Ministero dell'Interno e destinati alla Guardia Nazionale tunisina nell'ambito dell'accordo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Tunisia per i controlli in mare dell'immigrazione clandestina, per stroncare il traffico di esseri umani, di una collaborazione tra 2 paesi fratelli nel Mediterraneo, ha affermato il Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri ad Adria con il suo collega della Repubblica Nordafricana Ali Laarayed, che ha sottolineato l'impegno della Tunisia per contrastare l'immigrazione clandestina, allo stesso tempo puntare ad uno sviluppo democratico, economico e sociale del suo paese. Un mare di pace e solidarietà, ha affermato il Ministro Cancellieri, affiancato dal capo della Polizia Antonio Manganelli. Consigliare le motovedette per rendere la loro attività migliore, diciamo, perché comunque è importante che sul mare possono muoversi agevolmente. Le morti sul mare ci sono ancora. Guardate, le nostre navi salvano tantissime persone, anche fuori dalle acque territoriali. Come ricevono un messaggio, partono e hanno salvato veramente centinaia di persone. Un'altra storia rodigina, in questo caso, di un'azienda che ha avuto una commessa di 2 motovedette da consegnare alla Tunisia. Sentiamola. Spiega la nostra realtà, che ha saputo trovare delle nicchie giuste, ha saputo trovare le strategie commerciali importantissime per poter riuscire a diventare vincitori in questo momento così tragico. La soddisfazione del presidente del cantiere navale Vittoria di Adria, in Polesine. Qui hanno realizzato i 2 pattugliatori commissionati dal Ministero dell'Interno e consegnati alla Guardia Nazionale tunisina. Verranno impiegati nel Mediterraneo per contrastare l'immigrazione clandestina, per prevenzione e salvaguardia delle persone. Cerimonia ufficiale in cantiere con il Ministro dell'Interno italiano Anna Maria Cancellieri e quello tunisino Ali Laarayed e tante autorità locali. Non siamo sicuramente abituati ai grandi fasti, alle grandi cerimonie, ai grandi movimenti, quindi la difficoltà forse è quella di trovare un po' di misura e di adattare un po' la nostra struttura, che inizialmente era artigianale, adattarla a questi grossi flussi produttivi, per far sì poi che il tutto sia conforme comunque a delle necessità e dei requisiti contrattuali che sono comunque stringenti. Sorto nel 1927 da 3 generazioni della famiglia Duò, il cantiere, oltre alla nautica commerciale, si è specializzato in imbarcazioni per ricerca e salvataggio, scelte da polizie e guardie costiere di vari paesi del Mediterraneo, una società attenta alla sicurezza ambientale del lavoro. Ci sentiamo di aver anticipato delle necessità che sicuramente saranno poi delle necessità future.